Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Sono, o meglio siamo, alla partenza della Carso Trail, percorso fast, 200 km, 3000 e qualcosa metri di dislivello, non lo ricordo più. Comunque ci siamo. Buongiorno. Mi tocca fare il babysitter. Gasbusa stanotte. Ah sì. Ho portato a casa tutte le mie spazzature. Bravissima. Però c'era un pezzo nel bosco tra... non so dove. Via. Non so dove. Allora, siamo partiti. 30 minuti, accompagno i ragazzi sulla traccia fast, 200 km. Ho due ipotesi per tagliare il percorso prima, in base al ritmo, condizioni e a quando penso che esploderò. Perché esploderò oggi? Ma l'idea è fare ore, chilometri a ritmo blando per tenersi un po' di volume per la gran fondo della prossima settimana. Tutto questo mentre pedaliamo in salita. Destra! Direzione Monte San Michele. Praticamente il mio primo San Michele in gravel. Di solito vengo di qua in mountain bike. Strappetto. Destra. Destra, destra. Sì. Sì, giusto. No? Sì, giusto. Mai fatta, mai fatta. Le seguiti Angelo e Doria, venite qua. Caffè. Già errori. Occhio. Come si può ben vedere, siamo in Slovenia, subito dopo il confine. Che ponticello! Eh? Mai passato per di qua?
Qua a destra. Questa è un'altra roba, no? Sì. 30° chilometro, più o meno un'oretta e mezza. Qua siamo sulla ciclabile dietro Gorizia. I ragazzi sono carichi. Samuele tipo avrà già mangiato 46 gel. C21 tipo maltodestirine fruttose, invece che 2,1 lui fa tipo 2,10. Ma che spettacolo! Comunque i ragazzi sono carichi, loro oggi faranno 100 km più o meno, la maggior parte della salita, e si fermeranno a dormire a Cherniver. Io vedo che fare, come dicevo prima mi sono fatto un 2 tracce per rientrare prima, vediamo fin dove li accompagno, anche perché sempre sto stomaco sotto sopra, sto sia bevendo che mangiando per tenere alto il fueling, il carbo, ma sempre fastidio, cioè, quest'anno veramente sta cavolo di malattia mi ha lasciato delicatissimo più di quanto ero già delicatino prima. Let's go, si va. Ah, ora che ripartenze leggere. Non mi senti neanche salita. Ah, che ciclabili! Ragazzi, stai all'erba qua. Perfetto. Allora, guarda che vista, ragazzi. Che figata. Stefano non si mai sta qua, la prima volta, no Stefano? Al 15 con la bici pesante, non so voi. Ma non sai mai. No. Ah. E via. Però che strade. Sinistra, destra, direzione Canal. Ciao. Sì. Guarda questo, va. Garage.
Segnava il 13 ma era molto di più. Magari troppo corta. Mamma mia. 15 sta roba, eh? Oh. Che bello sto pezzo gravel. Anche frequentato. Che spettacolo sto pezzo! Vallonato, mezzo gravel, mezzo asfaltato, sopra l'Isonzo. Porca vacca! Guarda sta roba! Ma cosa c'è? Muro! Questo era un 20, eh. Ho fatto un casino col percorso. Vai, 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 non si fermare, vai. Dai, vai, sì, sì. Beh, direi gravel di merda. Pensavo che te scherzavi. Ok, ma devo sempre attaccare. Guarda che roba. Sì, Sapete la strada? no, è chiuso. No, non vai da nessuna parte. È chiuso.
Most na Sochi! Fermi, fermi, dritto, 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 dritto. Poi. Non lo so. Sì, arriva. Allora, siamo dentro 10 km di salita, come immagino si veda anche dal profilo altimetrico. Mi sono un attimo attardato per guardare la mappa e capire come iniziare a rientrare, perché da adesso la mia idea era, arrivati a Cepovan, tagliare giù verso Lokwa, poi probabilmente tutta la discesa fino a Salcano Gorizia. Adesso vediamo. Intanto gestisco questa. Questa strada così, un po' Val di Preone. Se non avete visto i video del Carnia Cycling Tour, ve li lascio linkato qua in alto a destra. Che posto, che pace. Guarda che avevi un bel ritmo, eh? Sì, no, sono molto contento. Ok. Chilometro? 1075. Sì, 75-80, dai, mica 5 di più da casa. 1383 di slivello. Direzione Cepovan e Lokwe. Di là. Cepovan! Cimitero acqua. Cimitero acqua. Dopo Cepovan un bel pugno nei denti. ...3,6 km al 9 medio. È sterrato anche, guarda che ben. Sì, però sti stronzi ne tirano un fumo. Vabbè, buono. Questo succede, cioè. Se te ieri alla strade bianche non ti sei lamentavi. No. Ti sei gasavi.
ragazzi. Almeno l'ombra. Comunque mai visto sotto il 12. Qualche secondo all'11 come adesso, ma poi come si vede qua davanti non molla. Tutto rosso, 11-12%. Cattiva questa, eh? Ancora 1 chilometro. Per adesso sono abbastanza contento di come mi sono gestito. Sono stanco, comunque sono 5 ore effettive, però tutto sommato ci sta. Questa dura. Per di qua sono passato quella volta con Umberto. Mi diceva appunto che qua era sterrato. Grande. No, sono contento. Ciao. Veramente. Buon giro, ciao. Boh ragazzuoli, andiamo giù verso l'Ocque, dopo se separemo. Gavet tutto quel che serve se separemo. Questo che è un mezzo recupero, 30 grammi di carboidrati. Grazie. Ragazzi, vengo da fondo alle riserve. Ah. Oh, l'oco è tacco obbligatorio, per mangiare. Sì, sì. Ma adesso qualcosa dovremmo mangiare. No, è un strudel differente, una strudel. Una roba dolce. Andiamo in attimo. L'Ocque! Oh ragazzi, mi raccomando, buon divertimento. Ah, se per me qua? Sì, sì, non sento qua. Ragazzi, Ascolta, grazie. no, grazie a voi, mi ha della- fatto piacere farvi compagnia, della- quel che potevo. della compagnia, di tutto, Grande, super, numero divertive, buon giro. Grazie. Messaggini quando sei a Cerniver. uno. Te ne fa una foto con Certo. Gostina Locve con le... Sullo scazzato andante. Strudel, cochina, con 2 siga. Allora, nel periodo non collegato, appena stavamo per andare via, Stefano, come è montato in sella, forato. Quindi, ciao. Quindi, cambio camera con un pneumatico distrutto al volo, subito prima di ripartire. Quindi, emozioni forti a metà, Carso Trail. Eccoli. Ci siamo? Non grattarti il naso, Problemi. Oh Stefano, non ti invitiamo più. Later. La nuova moda di quest'anno è chiudere i video
a casa. Boh, sono contento perché ho fatto quello che potevo fare oggi, cioè accompagnare i ragazzi sul percorso della Cars Trail, fare il primo pezzo che sicuramente è quello più bello, più inedito anche per me, una bella esperienza in gravel, non avevo mai fatto un giro gravel così lungo e quando ci ho provato sono esploso, come si è già visto sul canale. E devo dire, giro stupendo, sicuramente mi fa piacere averlo provato e magari portare qualche immagine in questo video anche, come dire, per dare valore al lavoro che hanno fatto Marco e Patrick dell'organizzazione della Cars Trail. Sono contento, alla fine 90 km o giù di lì, 1000 tipo 1900 metri di dislivello positivo, quindi anche abbastanza salita. Sono contento, mi sono gestito giusto, bevuto e mangiato abbastanza bene, forse potevo bere ancora di più, cioè devo alzare il ritmo del bere più spesso e bere di più. Sono andato via con 60 grammi di carbo nelle borracce, ho bevuto 4-5 borracce, sì, quindi proprio a pelo, forse potevo bere appunto di più, su 5 ore e 20, una roba del genere. E sono contento, bici top, ma sapevo perché quando vai su bici appunto top è tutto più facile, almeno togli una variabile. Compagnia spettacolo, sono proprio contento, ma con Samuele e Davide ormai sono abbastanza rodato, non nel gravel ma almeno su strada, quindi abbiamo riportato un po' quelle dinamiche lì. Mi sono divertito anche con Stefano, è un tipo simpatico, mi ha fatto ridere poi la foratura prima di ripartire dopo la pausa, che sono proprio quelle classiche dinamiche da bici che nessuno di quelli che va in bici capisce, e quando torno a casa o mi capita di parlare con altri e dire sì, sono arrivato un'ora in ritardo, ma dopo che avevamo fatto tutto, nel momento della ripartenza, uno ha forato e ci abbiamo messo un quarto d'ora per cambiare la camera d'aria, in questo caso di più, ma lasciamo perdere, e quindi si accumulano questi piccoli ritardi e la gente che non va in bici semplicemente non lo sa. Quindi setup tutto ok, giro bellissimo, non potevo fare più di così oggi onestamente, cioè 5 ore, 90 km, quasi 2000 metri di dislivello, e tutto sommato ho fatto anche a livello di allenamento quello che volevo fare, cioè mi pare 124, adesso non lo trovo qua, ma c'è sicuramente 124 battiti medi, 125, non so, facciamo 130 ed era esattamente quella zona base che volevo fare oggi per tante ore, concentrandomi bene sull'alimentazione. Adesso recuperare bene, ancora qualche uscitina in settimana, perché la prossima settimana si va a Nove Colli e sarà dura, bisogna essere sinceri. Quest'anno con la lunga malattia e poi gli allenamenti un po' strani, mettendo dentro la mezza maratona che ho corso domenica scorsa, non aiuta. Adesso ho ripreso ad andare in palestra e quindi sono macchinoso perché sto usando i muscoli in modo diverso e cercando di ricostruire tutto quello che ho perso nel giro degli ultimi mesi. Sarà malattia e scarso allenamento perché non ho tempo, quindi la Nove Colli sarà dura perché sono tanti chilometri con tanto dislivello. Comunque contento oggi, contento. Sarei potuto andare ancora avanti per poco, però voglio stare dentro ai margini perché non voglio esagerare. Quindi direi, fatemi sapere se avete fatto la Carso Trail, quale percorso. Ho sicuramente incontrato qualcuno di voi che guarda i video, che mi segue sui vari social. Sotto qui, oltre a lasciarmi un commento e farmi sapere se vi è piaciuto questo, se avete fatto la Carso Trail e com'è andata. Scrivetemi anche se avete qualcosa da chiedere, andate a pescarvi i riferimenti di tutti gli altri social così da sapere le cose anche prima, perché comunque per montare il video e fare il tutto mi ci vuole un tot di tempo. E niente, lasciate un like se vi è piaciuto,
che spinge il video, iscrivetevi se non l'avete fatto perché la community inizia a essere importante, sono contento, mi piace sempre quando incontro qualcuno che come dire, che mi dice che apprezza i video, che magari ha trovato spunto, ispirazione o ci si iscrive appunto nei commenti o nei DM. Vado a farmi una doccia e a mangiare qualsiasi cosa di commestibile troverò a tiro e ci vediamo al prossimo video. Ciao!